Anche gli autobus fanno i tamponi. È la decisione di ATVO del Veneto Orientale per aumentare il livello di sicurezza di chi utilizza i mezzi di trasporto pubblico. Negli autobus, nelle tratte maggiormente utilizzate dagli utenti, verranno effettuati dei tamponi alle superfici maggiormente che vengono a contatto con gli utenti per verificare se all'interno dell'autobus, in particolar modo in queste superfici, ci sia la presenza o la non presenza del Covid. Questo lo facciamo chiaramente per dare ulteriore tranquillità di utilizzo dei mezzi, la gente deve sapere che entrare all'interno del mezzo è sicuro, e poi per capire se tutte le procedure in corso che noi facciamo vanno bene, perché nel caso in cui dovessimo trovare in alcune superfici la presenza del Covid, automaticamente verranno posti i correttivi del caso. A qualche giorno dall'avvio della sperimentazione non si è verificato alcun caso. Inoltre i NAS dei Carabinieri hanno effettuato controlli specifici come nel resto d'Italia e tutto è risultato in ordine sia nei mezzi che all'interno dei terminal. Questi tamponi vanno ad aggiungersi alle altre operazioni previste da inizio pandemia per sanificare i mezzi di trasporto, la ionizzazione, la sanificazione. Inoltre Il mezzo, quando esce, automaticamente viene a contatto con le persone, quando ritorna nelle varie autostazioni e rimane fermo magari 10 minuti, un quarto d'ora in attesa di ripartire, c'è un nostro addetto che entra e che dà una pulizia immediata alle superfici maggiormente utilizzate.